Questa presentazione oggi offre nuovi spunti per la conoscenza, che è un fattore fondamentale se vogliamo nel nostro lavoro legislativo come istituzione regionale portare delle azioni concrete di contrasto a una presenza che ormai è nota delle mafie anche nel nostro territorio. Quindi tutto quello che oggi è stato presentato nella pubblicazione sarà oggetto di attenzione attraverso anche il lavoro dell'osservatorio per far sì che il contrasto diventi coinvolgimento delle varie realtà che hanno interesse a promuovere la legalità, a fare da ostacolo a questa presenza e soprattutto per creare una economia che sia libera da queste presenze, da queste infiltrazioni e a vantaggio del bene comune e non soltanto purtroppo insomma, di alcuni privilegiati che si avvalgono delle mafie. La mafia, la camorra, l''ndrangheta sono insediate nel nostro territorio da lunga data e oggi dobbiamo in qualche modo iniziare a difenderci, a tutelarci, a tutelare questi territori. Ecco perché l'importanza di presentare questo libro in questa sede. Abbiamo votato all'unanimità una legge, la legge 48 del 2012, contro la cultura di mafia e contro l'insediamento delle organizzazioni criminali. È necessario però non dimenticarci dell'importanza di combattere questi insediamenti di mafia, camorra e 'ndrangheta attraverso una cultura della legalità che non riguarda solo la mafia, riguarda la lotta contro l'evasione fiscale, riguarda la lotta contro il lavoro nero, riguarda tanti aspetti della vita civile di questa regione che sono gli anticorpi democratici più importanti per combattere le mafie. Il libro a cui abbiamo lavorato con Antonio Vesco in 7 anni di ricerca e di lavoro in questa regione è un libro che ha una parte in cui cerchiamo di inquadrare il fenomeno anche in termini teorici, cercando di analizzare il ruolo dei 3 attori fondamentali, gli imprenditori, i mafiosi e i politici, e le modalità in cui avviene l'incontro tra questi 3 soggetti. Poi c'è un capitolo in cui cerchiamo di delineare la cronologia e la geografia degli insediamenti mafiosi, cioè dove le mafie in Veneto si sono insediate e come operano nelle diverse province. E poi 4 casi di studio, 4 questioni particolari che abbiamo approfondito in maniera importante. Una riguarda un gruppo di camorra che ha lavorato a Padova e non solo, facendo usura e consulenza alle imprese, il gruppo Aspide. La 'ndrangheta nel Veronese, che è un fenomeno importante e molto interessante, che ha interloquito anche con la politica. Un caso che riguarda la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000 di intermediazione di manodopera, in cui i gruppi mafiosi hanno lavorato attivamente per fornire squadre di operai per le imprese venete. E poi il caso Mose, un caso in cui la mafia non c'è, non ha un ruolo, ma i politici, gli imprenditori e i faccendieri veneti sono riusciti in qualche modo a costruire un sistema di corruzione importante, rilevante, e come questo sia nato all'interno del modo di fare impresa e di fare politica in questo territorio. Quindi in cui la mafia non è essenziale per depredare l'ambiente, i beni pubblici, i beni comuni. La mafia non sempre è l'ingrediente essenziale. I soggetti che sono già presenti in questo territorio bastano e avanzano. Questo libro è dedicato proprio al Veneto. L'acqua è questo tessuto economico, imprenditoriale, politico, che ha delle sue specificità. E queste specificità sono molto spesso un terreno fertile per le organizzazioni mafiose ed è importante riimmaginare, cambiare una prospettiva politica su questo territorio, provare a immaginare un altro modello produttivo, un altro modello che sia soprattutto attento a restituire alla politica un ruolo centrale all'interno di questa società. Solo così si può al tempo stesso contrastare anche i fenomeni mafiosi.